Nell'ambito delle iniziative inserite nel programma di San Calogero, anche una giornata dedicata alla disabilità e alla vita che ha visto la benedizione delle mamme in attesa dei bambini con i pellegrini delle parrocchie di Santa Maria degli Angeli e San Michele Badiola. Quindi la passeggiata per la vita, 100 passeggini, promossa dal CAV di Agrigento, partiti dal santuario di San Calogero fino ad arrivare in piazza Cavour in collaborazione con la banda musicale del liceo Empedocle e l'associazione dei portatori di San Calogero. Oggi è la giornata della disabilità e della vita, organizzata dall'associazione portatori di San Calogero insieme con il CAV della parrocchia Madonna della Provvidenza. Abbiamo intrattenuto qua tutti i bambini, le persone disabili, in una sorta di integrazione che San Calogero vuole che si abbia sempre nella vita, non soltanto in occasione dei festeggiamenti in suo onore. È stata fortemente voluta dall'associazione e da tutto il direttivo che si è impegnato, e abbiamo distribuito delle magliette così come simbolo della festa con San Calogero disegnato. Volete altre iniziative in questo senso? No, questa diciamo che è una delle conclusioni, però domani ci sarà la megatorta a cura del pastry-chef Giovanni Mangione e sabato concluderemo con il concerto di Giusy Ferreri che ha organizzato il Comune. E poi domenica, l'ultima domenica, salutiamo il nostro amato Santo Nero. La Sei Volus presente in questa iniziativa di oggi? Sì, siamo presenti, siamo stati invitati dai portatori di San Calogero e noi siamo veramente onorati sia per far conoscere la nostra associazione sia per partecipare. San Calogero è un evento che rappresenta qualcosa di importantissimo per noi agrigentini, sentito fin dall'inizio, da quando siamo bambini, quindi siamo adolescenti, è qualcosa che veramente ci appartiene ed è qualcosa di meraviglioso perché ci fa vivere in questa settimana veramente a contatto tra di noi, tutti noi cittadini, ci viviamo tutti insieme. Effettivamente con la nostra semplicità, con questa semplicità di questa festa, effettivamente siamo veramente contenti. Siamo stati invitati in occasione della festa di San Calogero, prima in piazza Stazione giorno 30 e adesso giorno 6. Cosa avete fatto? Quale canzone avete seguito? Abbiamo seguito intanto Zingarella, che è la marcia tipica di San Calò, e poi diverse marcette americane come Stelle e Strisce, The Liberty Bell e Washington Post. Quindi la band del liceo Empedocle in questa festività è presente? È presente in tutte le festività ormai agrigentine, abbiamo iniziato con la Sagra del Mandor e adesso parliamo un attimo avanti. della banda, quanti sono i ragazzi che la compongono? Le ragazze che la compongono sono attualmente 40 e di tutte le sezioni. Oggi giornata dedicata a chi salva una vita, il CAV con una marcia che inizierà tra qualche istante dal santuario in piazza Cavour. Sì, è sempre un piacere essere inseriti nel programma della settimana di San Calogero. Una giornata, un pomeriggio dedicato ai bambini, dedicato a San Calogero naturalmente, con subito dopo la celebrazione della messa, la benedizione delle mamme in attesa e dei bambini. E poi faremo la passeggiata da qui fino a piazza Cavour, dove lì ci sarà un momento molto carino perché Ugo Adamo suonerà con il suo violino e poi ci sarà Antonella Morreale dell'associazione Arcobaleno che farà recitare delle poesie a favore della vita. Per noi è sempre una gioia. Quindi una presenza importante per la festa di San Calogero, il CAV è presente? Sì, è una festa molto importante, molto sentita e noi siamo veramente onorati di essere qui presenti ogni anno e siamo felici di continuare a festeggiare sempre la vita e che è il nostro futuro.